Buongiorno a tutti, benvenuti a questa conferenza stampa, oggi qui a Palazzo Ferrofini per presentare la quarta edizione di Risosterie, un'iniziativa partita esattamente 4 anni fa, il Palariso, siamo a Isola della Scala, nella provincia di Verona, e che quest'anno ripresenterà con un format rinnovato con delle novità introduttive e una kermesse che dal 27 al 29 di marzo ospiterà appunto al Palariso questa importante edizione con una partecipazione straordinaria, perché ovviamente il programma che poi ci presenteranno i nostri ospiti è ricco di iniziative, ma che metterà in primo piano, in risalto, l'enogastronomia, il territorio e l'impegno. L'enogastronomia perché siamo nella patria del riso, nel riso vialone nano veronese IGP. Sapete che Isola della Scala è un'eccellenza non solo ovviamente in Veneto, ma è un'eccellenza a livello nazionale. Il Palariso, che ospita ovviamente la fiera più importante che è quella del riso, darà spazio a questi giorni dove ci saranno non solo come protagonista il riso, ma anche un altro prodotto eccellente del territorio che è appunto il vino. Ma il tutto sarà orchestrato da giovani, giovanissimi, che avranno la possibilità di essere i veri protagonisti di questa edizione con l'associazione Isola Young, il presidente Antonio Ruotolo, che tra un po' chiamerò a venire qui sul palco per introdurci in questa quarta edizione. Dicevo, giovani che avranno non solo l'organizzazione, l'impegno all'interno, diciamo, di questi 4 giorni, ma saranno giovani anche che saranno protagonisti nella cucina, saranno protagonisti nel servizio, saranno protagonisti nelle animazioni. Giovani che nella scorsa edizione hanno raggiunto un record importante, poi ce lo spiegherà Antonio, quale presidente, e che ringrazio perché oggi vedere dei giovani protagonisti in un evento come questo non è facile, e i protagonisti in un'associazione che sta crescendo dei numeri, ragazzi ricordo dai 16 ai 23 anni che sono del territorio della provincia di Isola della Scala. Credo che sia un plauso che va a loro stessi e soprattutto una prospettiva anche, permettetemi, di auspicio per le nostre future generazioni, perché insomma vedere dei giovani che si impegnano non solo negli eventi ma anche nel sociale e anche nello spirito ovviamente di stare insieme per il bene della propria comunità, credo che sia un esempio che va sicuramente osservato. Vi faccio quindi il plauso e va valorizzato con il sostegno. Ecco perché oggi qui in Regione in Consiglio regionale abbiamo questa quarta edizione che gode del patrocinio del Consiglio regionale del Veneto, e allora non mi resta che introdurre il presidente dell'associazione Isola Young, Antonio Ruotolo, che invito a venire qui sul palco, che è anche consigliere comunale a Isola della Scala, e chiedo subito ad Antonio di introdurci non solo per presentare Isola Young, questa meravigliosa realtà del territorio di Isola, ma anche questa quarta edizione di Risosteria che avete fortemente voluto organizzare proprio a Isola. A te la parola. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Alberto, ti ringrazio per averci dato questa opportunità. Per noi oggi è un premio all'impegno che portiamo avanti da 4 anni sul territorio di Isola della Scala attraverso la valorizzazione dei giovani. Isola Young nasce proprio con questo obiettivo: valorizzare e impegnare i giovani sul territorio attraverso eventi e anche sociale. Siamo arrivati, come hai detto, alla quarta edizione di Risosterie. Non è facile andare avanti con le edizioni, però noi ci crediamo sempre di più e ogni anno cerchiamo sempre di dare quella novità per far partecipare sempre più gente. Come hai anticipato prima, l'anno scorso abbiamo ricevuto un Guinness World Record, ovvero un riconoscimento mondiale che sarà scritto nella storia di Isola della Scala, dove abbiamo cucinato, venduto e distribuito in 40 minuti 1352 risotti, interamente fatti tutto il record da ragazzi di Isola Young. Io sono il presidente fondatore di Isola Young e sono orgoglioso di avere all'interno dell'associazione circa 140 ragazzi.
ragazzi che si impegnano e che mi rendono felice ogni volta. Sono anche un po' emozionato, scusate, però quando parlo di ragazzi io mi emoziono sempre. C'è passione, tantissima, e questa la mettiamo a disposizione della nostra comunità. Volevo presentare la quarta edizione di Risosterie. Risosterie nasce proprio per valorizzare il nostro piatto principe, ovvero il riso IGP Vialone Nano Veronese, cucinato in tante modalità, abbinato ai vini, i vini del nostro territorio, che sono tanti e sono tutti buoni. O no, Alberto? Siamo leader in tutto e per tutto, e oggi per noi è veramente un grandissimo orgoglio essere qui nel palazzo più importante della Regione Veneto. Ritorno all'evento della quarta edizione. Ci saranno tanti eventi collaterali, musicali, anche raduni di auto d'epoca, tuning. Ci saranno circa 40 piatti a base di riso e non, e circa 40 etichette di vino. Quest'anno una novità importante sarà anche un evento sociale. Infatti la domenica 29 ci sarà la criminologa televisiva Anna Vadi, dove porterà in evidenza un problema sempre più diffuso quotidianamente nel mondo, ovvero il femminicidio, quali possono essere i campanelli di allarme per poter capire in anticipo come fare. E questo verrà sostenuto, e ringrazio anche per la presenza qui stamattina, verrà sostenuto economicamente grazie al contributo dell'associazione Lions Club di Isola e Bovolone. Io non posso che ringraziarvi dell'opportunità e passo la parola ad Alberto. Grazie. Grazie Antonio, grazie per questa testimonianza, questa sintesi anche degli elementi che caratterizzeranno questa quarta edizione, che ricordo i giovani sono i protagonisti. Allora si parla di prodotti, si parla di territorio, si parla di ricette, e non posso che quindi invitare qui sul palco l'esperto giornalista, noto ormai in questo palazzo dell'enogastronomia, Stefano Cantiero. Un bel ritornato e un benvenuto a Stefano, che ci introdurrà sicuramente su questo intreccio di prodotti che ho visto tra le ricette non solo di Isola, di Veneto, ma anche qualcosa ho visto che assaporeremo anche al di fuori dei nostri confini regionali. Quindi lascio a te la descrizione della parte più enogastronomica, che poi è il cuore anche fondante della festa. Prego. Grazie Alberto, grazie anche ad Antonio per questa nuova opportunità. Questa è la mia seconda collaborazione con Risosterie. Ho accettato molto volentieri, sia per la passione che ci mette Antonio come tutti i ragazzi, ma anche perché mi piace molto questa chiave giovanile che è stata data a questo evento su un argomento, su una materia prima come il riso, che non è sempre di facilissimo appeal, soprattutto nel mondo enogastronomico. Invece la chiave che con cui hanno voluto interpretare questa materia prima è sicuramente accattivante e avvincente. È difficile dire di no ad Antonio. Ho raccolto il suo invito anche a voler allargare un attimo per l'appunto il ventaglio delle degustazioni, perché abbiamo sconfinato da un punto di vista geografico, andando a chiamare due specialità che richiamano comunque l'attaccamento al territorio nei relativi ambiti geografici. Avremo infatti lo Spiedo bresciano, lo Spiedo tradizionale, con il patrocinio, col supporto e anche con la partecipazione della confraternita ufficiale dello Spiedo della tradizione bresciana, che dietro porta con sé tutta una cultura che atavica, arriva addirittura dal 500 a.C. la cultura dello Spiedo. Pensate che era merce di scambio per i mercenari che andavano a combattere in Grecia. Le dracme sono state originate proprio dallo Spiedo, ma questa è una cosa che spiego nei video che usciranno tra poco. Verranno loro, prepareranno lo Spiedo, che richiede parecchio tempo di preparazione, almeno 2 giorni prima deve essere preparato, conciato, messo nelle spade, e poi ci vogliono 8 ore di cottura. E quindi averli non è facile, perché c'è tutto un lavoro di preparazione che richiede veramente attenzione e competenza.
e saranno presenti gli spedisti di Brescia il sabato e la domenica. Prima non si poteva per dei limiti fisici ai quali non siamo riusciti a sopperire. E poi invece per tutta la durata dell'evento ci sarà il pesce fritto di laguna. Siamo a Venezia, verranno gli amici della Locanda Zanella di Cavallino Treporti, che è uno dei ristoranti più quotati di tutto il litorale, che ci porteranno il fritto autentico misto di laguna, con non soltanto i pesci frutti di mare della laguna, ma anche con le verdure del Cavallino, che hanno un pregio particolare. Nascendo sul litorale sono caratterizzate da una forte salinità che a volte addirittura non usano nemmeno il sale per condire. E quindi il fritto misto che proporranno sarà fatto sia con il pesce che con le verdure. E quindi è un mix bello. Tutto questo lo racconterò nei video che stanno per uscire, penso uno già oggi o domani, e tutti gli altri via via in avvicinamento fino alla data. Ecco, tutto questo viaggerà insieme ai piatti di riso, alla polenta di riso che accompagnerà anche lo spiedo, quindi ci sarà sempre questo mix tra Isola della Scala e le proposte gastronomiche geograficamente alternative, chiamiamolo così, che verranno proposte. Ecco, è una novità che secondo me è stimolante, accattivante e speriamo insomma che questo contribuisca ad accrescere la cultura gastronomica che guarda oltre i confini, in modo di accelerare anche una sorta di fusion che male sicuramente non fa, ma che anzi valorizza ancora di più i territori di appartenenza. Grazie. Grazie a Stefano, grazie per averci introdotto insomma in questi sposalizi, in queste armonie di territori e di gusti. Ovviamente Confraternita fa piacere, io tra l'altro sono cavaliere e diventato anche commendatore della Confraternita dello Snodar, anche tu, ecco, vedi, siamo colleghi del Confraternita della Marone e del Recciotto, per cui insomma sicuramente ci fa piacere che ci sia queste tradizioni, questi io chiamo sempre missionari di cultura. E adesso si diceva prima ovviamente gastronomia, si parlava del vino, si parlava ovviamente delle tradizioni che si intrecciano non solo nei piatti ma anche ovviamente proprio nella presenza delle persone. Ma ricordiamo che abbiamo anche delle tradizioni legate all'artigianato, avete una parte espositiva in questa quarta edizione che riguarda proprio l'artigianato, la valorizzazione dell'artigianato provinciale e ovviamente territoriale, quindi anche questa riscoperta delle tradizioni manuali e creative del territorio ovviamente si sposa bene. E si diceva anche dell'aspetto sociale, un aspetto sociale che è importante non solo per l'attività e l'impegno che ovviamente i giovani mettono con questa iniziativa, ma anche per lanciare un messaggio dal palcoscenico di Isola della Scala verso un tema molto delicato che è quello del femminicidio e quindi di un messaggio contro ovviamente la violenza, in particolare la violenza sulle donne. Allora inviterei qui il presidente del Lions che saranno protagonisti all'interno di questi 4 giorni, Fernando Buraso, prego si accomodi, per così ci spiega quale sarà il talk e quando sarà all'interno di questa risosteria. Allora, sono Fernando Buraso, presidente del Lions Club Isola della Scala Bovolone. Il Lions Club è un'associazione internazionale nata più di 100 anni fa in America e oggi è presente in più di 200 nazioni nel mondo. Tra gli scopi principali ci impegniamo sul lato sociale e sul lato culturale. Da un po' di anni partecipiamo anche alle manifestazioni fieristiche gestite e organizzate dal Comune. Stiamo presenti alla Fiera del Riso con la vendita di libri, raccogliamo libri e li vendiamo tutti a €1. Quest'anno ne abbiamo venduti da 5 a 6 mila, da 2 o 3 anni vendiamo anche vestiti usati e con quello che riusciamo a raccimolare facciamo interventi nel campo sociale e culturale. Quest'anno, oltre alla partecipazione alle manifestazioni, abbiamo anche già sponsorizzato a novembre la venuta presso di noi
del signor Cecchettin, adesso non mi viene il nome, e comunque è stata una serata bellissima con una partecipazione secondo me insperata, ma comunque c'era pienissimo di gente. E adesso partecipiamo anche a questa, molto volentieri e con entusiasmo, a queste risosterie, perché i giovani vanno, come hanno detto tutti, vanno sostenuti, e soprattutto se hanno delle iniziative buone bisogna partecipare. Ecco, allora noi partecipiamo con la venuta di Anna Vagli, che è una criminologa anche televisiva, che parliamo sempre del femminicidio. Abbiamo già parlato con Cecchettin, parliamo ancora, ma purtroppo il problema c'è ancora e quindi bisogna parlarne, bisogna soprattutto far sì che i giovani crescano con una concezione diversa del rapporto tra uomo e donna. Credo di aver detto tutto, grazie e arrivederci. Grazie Presidente, grazie. Allora ci avviamo alla conclusione di questa conferenza stampa. Ricordo l'appuntamento dal 27 al 29 marzo, risosterie presso il Palariso di Isola della Scala. Ricordo appunto questi appuntamenti che potete poi trovare nel programma, e l'invito è andare a partecipare, perché ovviamente, ripeto, non c'è solo la tradizione, ma ci sono tutta una serie di componenti che in questa quarta edizione la renderanno sicuramente unica e speciale. Ringrazio ancora Isola Young, Antonio Ruotolo, per l'impegno insieme ai suoi ragazzi qui presenti, e saluto anche, non so se oggi ci siano, ma ci saranno sicuramente gli studenti di ENAIP Veneto, che ieri abbiamo proprio conosciuto e incontrato i dirigenti proprio per un confronto anche qui a livello di Consiglio regionale, e saluto ovviamente anche Stefano Cantiero in attesa di ascoltare e vedere i suoi video promozionali che da oggi in poi potremo, diciamo così, ammirare per capire anche come queste ricette andranno ad intrecciarsi, e ringrazio tutti voi dandovi ovviamente appuntamento al 27 di marzo. Grazie, buona giornata e ovviamente buon proseguimento.